Sarà l'Udinese in consiglio comunale con l'assegnazione del diritto di superficie dello stadio, visto che è qualcosa che riguarda da vicino anche la squadra. Io direi che quella dello stadio è una battaglia che sta portando avanti con grande determinazione il nostro Presidente. Questa è la migliore garanzia che ci possa essere per tutti noi e soprattutto per gli sportivi del Friuli e i tifosi dell'Udinese, perché sono garantiti dal fatto che metterà tutto quello che ha, ed è tanto, per far sì che anche Udine, la nostra città, venga dotata di uno stadio nuovo, confortevole, gradevole, dove si possa venire volentieri a vedere la partita senza, sì, con tutti quei comfort che ormai sono indispensabili in un mondo che progredisce. E quindi mi auguro proprio che sia questione di poco tempo, ma sono convinto che con il Presidente schierato in prima linea tutto questo succederà. E forse ci sarò ancora io. Speriamo volevo arrivare lì. Spero di esserci? Spero di esserci. Per l'inaugurazione? Spero di esserci. In ogni caso, se non ci sarò, per l'inaugurazione magari Ci sarai lo stesso? ci sarà lo stesso, qualcuno può darsi che mi inviti. Bene, hai esaurito la... No, tu. Parliamo di cose, adesso giocate. Lo so E che adesso si ricomincia a giocare. si ricomincia a giocare e l'Udinese è sempre di più squadra da battere, quindi l'Udinese deve dimostrare non solo di essere squadra di spessore, ma questo l'ha già dimostrato, di carattere l'ha già dimostrato, ma sempre di più quello che io continuo a dire, una squadra matura, perché soltanto se è di carattere, di spessore e matura può rimanere, non dico sempre in testa, perché sempre in testa credo sarà difficilissimo, ma rimanere sulla cresta dell'onda. Sì, certo, attraverso la maturità, attraverso la conoscenza, attraverso il lavoro, insomma, noi speriamo di toglierci delle altre soddisfazioni e sappiamo benissimo che la nostra posizione non è quella che stiamo occupando, nel senso che non ce l'ha regalata nessuno, questo è vero, ce la siamo conquistata, ma sappiamo benissimo delle forze che sono in campo, sia le nostre e delle altre. Quindi da questo punto di vista noi, non avendo e continuando a non illudere mai nessuno e non buttando mai fumo negli occhi a nessuno, dobbiamo essere sereni e cercare di continuare il nostro cammino nel migliore dei modi. Adesso ci aspetta la prima verifica dopo la sosta, dopo questa sosta, e dobbiamo prepararci per essere competitivi a Parma. È già tanto. Ed è molto, molto, perché il Tardini è un campo difficile, la squadra di Colomba è una buona squadra, Franco è un ottimo allenatore, il gruppo in parte lo conosco, so che sono ragazzi encomiabili dal punto di vista professionale e degli ottimi giocatori, quindi come sempre sarà una partita difficile e noi dobbiamo cercare di essere pronti. Sì, anche da questo punto di vista. Buongiorno mister, sulla lavagna ci sarà sempre scritto meno 19, ma vi siete anche iniziati a porre come obiettivo un punteggio a cui girare dopo Natale? No, c'è solo un dato che è quello che hai ricordato tu. C'è solo quel dato e la consapevolezza che bisogna cercare di andare a racimolare punti ovunque.
cominciando a concentrarsi, come diciamo sempre, partita per partita e senza fare nessun altro tipo di calcolo. E per questa partita di Parma magari è un po' presto perché siamo a inizio settimana, ma spera di portare tra i convocati anche gli ex infortunati oramai, Coda, Ferronetti e magari Barreto? No, io intanto spero di vederli un po' tutti quanti lavorare con noi e questa dovrebbe essere da questo punto di vista una settimana nella quale rivedremo Pasquale, rivedremo Barreto lavorare con la squadra, quindi già questo è un fatto positivo. Poi andando di giorno in giorno, di settimana in settimana, ovviamente mi auguro di avere sempre di non perdere mai i giocatori per infortunio, questa è la prima cosa, e di dare condizione a quelli che la stanno cercando e che arrivano un po' da dietro per i problemi che hanno avuto. Io volevo chiedere, l'esperimento di Domizzi mediano potrebbe spingere Pinzi più avanti, se è riproposto più avanti? O... Sì, Pinzi, allora intanto io ho provato Domizzi lì, l'ho già detto, perché so che lo può fare, so che l'ha già fatto, avevamo già provato, ho sfruttato questa occasione per vederlo in un ruolo che tra l'altro a lui piace e questo è importante, quindi la vedo come una soluzione alternativa da riverificare, ma che comunque posso adottare magari in certi momenti di una partita o in certe partite, avendola provata. Pinzi ha dimostrato che può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, all'interno del centrocampo, non sugli esterni, e quindi sia da basso, sia da mezzala e sia anche da tre quarti, perché ha imparato a fare molte cose Giampi negli ultimi 2 o 3 anni. E Benassia invece come sta? Benassia sta bene, quindi non dovrebbero esserci problemi per lui, ha ripreso ad allenarsi, farà ancora un paio di giorni, diciamo così, di allenamento differenziato, ma già piuttosto intensi, e quindi a metà settimana dovrebbe essere con noi. Con Asamoah e Babu, che non hanno giocato la prima amichevole, l'attenzione si sposta un po' più sui sudamericani, no? Forse sono quelli come sempre, sì. Sono quelli proprio il problema, perché a Bergamo è stato fuori Armero, forse sono quelli che ti danno un po' più pensieri. Sì, perché arrivano più tardi di tutti, per questo. E poi arrivano, vabbè, anche gli africani, ma gli africani tante volte giocano qui in Europa, quindi sono loro che hanno, oltre alle partite, hanno dei viaggi mega galattici. Quindi devo pensare. Un aggiornamento su Basta? È nella stessa condizione più o meno, insomma, di Benassia, cioè sta bene, sta recuperando, dovrebbe fare un paio di giorni sia pure intensi ma di differenziato, e poi a metà dovrebbe essere con noi. Francesco, una curiosità, è presto per parlarne perché bisogna aspettare l'esito della settimana a Parma, ma quanto cambia il Parma con o senza Giovinco? A parte il fatto che io penso che giocherà senz'altro, non ho letto, non sono neanche andato in cerca di notizie da questo punto di vista. No, questo non lo posso dire, però posso dire che Giovinco è uno dei ragazzi giovani che si stanno confermando, no? Non si tratta più di una promessa, ma si tratta di una bella realtà del campionato italiano, che in questa stagione gioca nelle file del Parma da un paio di stagioni, e che sta facendo sicuramente molto bene. È un ragazzo che può fare la differenza, l'ha dimostrato e lo sta dimostrando con continuità, quindi per il movimento calcio italiano in generale è sicuramente un elemento molto molto interessante, più che interessante, perché ormai si sta confermando. Per noi è un problema in più. L'ultima domanda da parte mia: stasera gioca la nazionale, ti avrebbe fatto piacere, inorgoglito la presenza di qualche bianconero nel gruppo di Prandelli? Ma certo che noi siamo sempre contenti quando i nostri ragazzi vengono chiamati dalle loro nazionali, e naturalmente potrebbe farci molto piacere, forse anche un po'
po' di più nella nostra nazionale, ma queste sono le cose a cui deve pensare il selezionatore. Se ognuno si mette a dare consiglio, a proporre, secondo me compie un gesto poco simpatico. Stavo dicendo poco serio, ma poco simpatico. Poco simpatico. Senti una cosa, però tu dici sì, io capisco che ti farebbe piacere a tutti di Natale nazionale, Pinzi nazionale, quell'altro nazionale, ma arriviamo a 12, sarebbe anche il retro della medaglia. C'è il rovescio della medaglia, c'è da un lato questa potrebbe essere un piacere, c'è invece il rovescio della medaglia che se sono qui a lavorare con noi abbiamo comunque un gruppo che non si assottiglia ulteriormente, ma insomma questo sì, è scontato anche questo, ogni allenatore avrebbe il piacere di avere i giocatori nazionali ma li vorrebbe allenare lui e questo non si può. Adesso faccio una domanda polemica, non so se mi risponderai. Asamoah e Badou vanno in nazionale a furor di popolo, ci tengono, Isla, guai se manca la nazionale, eccetera, eccetera. Ma le grandi perché riescono a trattenere i loro giocatori? Boateng, che è un perno del Milan e della nazionale ghanese, non giocherà più in nazionale. È una scelta sua, non so commentarla. Se il Milan è riuscito, non so come. Io non so mica, non so se è stato il Milan o se è stata una scelta personale, cioè, questo bisogna chiederlo al diretto interessato. Io provo. Ministro, volevo fare una domanda sulla gara di domenica. L'anno scorso in una stagione tanto entusiasmante proprio la trasferta di Parma è stata forse una domenica non troppo brillante dell'Udinese. Da questo punto di vista magari anche voglia un po' di rivincita nei confronti anche di quella che è stata la sua squadra, presentarsi con diciamo in una condizione migliore. No, rivincita assolutamente no, perché non ho questo tipo di sentimento nei confronti di Parma, dove sono stato molto bene e dove ho avuto l'opportunità di conoscere persone straordinarie e giocatori fantastici e dove credo, potrei anche togliere il credo, ma è meglio dirlo, credo di essere stato apprezzato dalla tifoseria, dalla gente in generale, non solo dal punto di vista professionale, perché i risultati parlano, ma dal punto di vista umano, che è una cosa che alla mia età conta forse di più. Il Parma è una di quelle squadre, una squadra che ci ha tolto 6 punti lo scorso anno. Andare e ricordandoci di questo, secondo me, credo che ci possa in qualche modo aiutare almeno a ricordare che se non si è al top si rischia di fare brutta figura ovunque, a Parma a maggior ragione, perché insomma a noi, cioè all'Udinese, se l'Udinese non è al top rischia con tutte le squadre. Quindi rivincita no, ma cioè, dovremmo essere diversi da quell'Udinese, perché indubbiamente forse almeno nel primo tempo quella di Parma è stata una delle nostre più brutte esibizioni della scorsa stagione, e quindi per fare bene dovremmo fare un altro tipo di partita.